Siamo qui a Vigo, questa mattina ci sono i pescatori vongolari, qua abbiamo Michele Boscolo Marchi e Amico Massimo. L'oggetto di questa protesta? Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono il presidente del Cogevo di Chioggia, presidente dei vongolari di mare. Cosa facciamo qui oggi? Oggi stiamo manifestando un'ingiustizia che stiamo subendo, perché nel nostro mare, come tutti ormai sappiamo, facciamo la gestione della risorsa vongole di mare e in questo preciso momento praticamente lungo il litorale Isola Verde, una zona molto ambita sotto l'aspetto ambientale per quanto riguarda le vongole, stanno facendo la soffolta. Ecco, è da precisare che noi non siamo contro queste grandi opere, siamo sempre anche noi favorevoli in quanto presidente pescatori, perché il litorale ha bisogno di essere ripristinato, però manca quell'accordo importante e famoso in cui prima di fare un qualsiasi intervento l'accordo sta nell'andare a prendere le vongole praticamente dove viene costruita questa soffolta e poi vengono spostate. Mancando questo anello in cui noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità, i nostri associati sono tutti quanti praticamente in difficoltà. E quindi siamo tutti arrabbiati per questa mancanza di rispetto reciproco. Da tenere presente poi che questo è l'inizio perché tutto il litorale veneto in questa invernata ha subito dei danni non indifferenti. Quindi questo è l'inizio per una grande struttura, per una grande opera da fare tutto lungo il litorale veneto, in cui se non saremo chiamati a partecipare a questi tavoli praticamente subiamo un'ingiustizia, perché viene distrutto un habitat importante per quanto riguarda il settore vongole di mare. Da tenere presente che la vongola di mare esiste solo su terreni sabbiosi e su una lingua ben definita lungo tutto il litorale veneto e non possono essere pescate in altra parte, ovvero non è che le vongole in mare ci sono anche a largo oltre a 1 miglio dalla costa, quindi lungo il litorale ci sono le vongole e lungo il litorale c'è la balneazione, c'è il turismo, c'è la costa e la costa va difesa. Quindi chiediamo di una collaborazione di tutti gli interventi che praticamente stanno facendo ma che si devono fare, perché a breve faremo 3 mesi di fermo biologico e allora è inutile che le imbarcazioni rimangano a casa per dare la possibilità alla natura di fare il suo corso, e dall'altra parte ci sono le grandi opere che stanno praticamente invadendo quello che è i nostri campi di lavoro e di pesca, e questo non è giusto. Michele, scusa se ti interrompo, vorrei che tu ricordassi, non ho mai bisogno che te lo dica io, che voi siete praticamente l'unico esempio di pesca gestita che ha rispetto della natura. Infatti, come ho detto prima, la cosa principale, è da sottolineare questo aspetto. La cosa principale a cui noi ci teniamo prima, allora Cogevo è un consorzio di gestione e valorizzazione del prodotto. Quello che facciamo è nel rispetto dell'ambiente e nella valorizzazione del nostro prodotto. Le nostre imbarcazioni non vanno a pescare dappertutto, le nostre imbarcazioni non vanno a pescare di più rispetto che quello che la natura ci dà. Quindi facciamo un'ottima gestione, siamo riconosciuti a livello nazionale come un comparto molto importante e soprattutto siamo riconosciuti anche a livello europeo, perché facciamo veramente i compiti laddove la Comunità Europea ce li impone. Quindi rispettiamo le regole, rispettiamo le leggi, e tutto quello che succede in mare, se non viene rispettato, le conseguenze sono catastrofiche, perché poi noi successivamente dobbiamo rispondere alla Comunità Europea. Quindi se viene compromesso lo stock ittico proprio in questo senso, attraverso opere importanti che vengono fatte a mare, vuol dire che poi la Commissione europea ci blocca l'attività e stiamo subendo su colpe non nostre, perché noi stiamo facendo quello che di più rispetto a quello che è possibile fare per quanto noi ci compete. Scusa Michele, tu prima parlavi di fermo biologico, se non sbaglio il vostro fermo biologico non è remunerato? Il nostro fermo biologico da sempre non è mai stato retribuito. Il nostro fermo biologico comprende 2 mesi che va dal 1° di aprile al 31 di ottobre. Dobbiamo scegliere in questo arco di tempo 2 mesi di fermo biologico obbligatorio. Ma noi non ne facciamo 2, ne facciamo 3 e facciamo anche 4. Sono fermi biologici praticamente facoltativi, non retribuiti, per dare la possibilità alla natura
che faccia il suo corso perché le vongole diventano più Allora, ricapitolando, voi avete fatto il fermo biologico non retribuito per rispettare la natura. Non pescate, non è che andate a pescare e finché ne prendete e le portate a casa, No, ne però prendete un gestita, quantitativo, quello lì, gestita. eccetera. Siamo agricoltori e siamo le sentinelle. Cercate del di mare. fare in modo che le risorse si rinnovino e qualcun altro praticamente senza dirvi niente, tu dici giustamente, è giusto fare le opere diciamo per la salvaguardia del litorale, ma almeno che ci coordino con noi. Esatto. Questo è il Chiediamo il messaggio. coordinamento. Questa mattina siete qui a protestare in la Oggi Guardia siamo a Costiera. Chioggia, andiamo in capitale porto di Chioggia, perché la capitale porto per noi pescatori è come la mamma del mondo della pesca. Andiamo a manifestare i nostri diritti del nostro comandante e poi vediamo cosa ne viene fuori. Grazie Michele, in bocca al lupo, non meritate questo comportamento, questo atteggiamento nei vostri confronti, assolutamente. Grazie.